Una cosca di 'ndrangheta a Verona, 17 sono finiti in carcere. L'allarme dei magistrati, pericolosa vicinanza con amministratori e politici. Vittorio Romano. Perlustrano ogni centimetro del giardino. Con i metal detector cercano i depositi di armi dell''ndrangheta in queste villette della periferia di Verona. Qui, secondo gli investigatori del Servizio Centrale Operativo della Polizia, la famiglia Giardino ha fondato una vera e propria 'ndrina. 26 gli indagati, 17 le persone in carcere, 6 ai domiciliari per associazione mafiosa, droga, riciclaggio, estorsione, truffa e corruzione. È una 'ndrangheta efferata, potente, che si è già ramificata in Lombardia, che si è già ramificata in Emilia. Originari di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese e Giardino, per i PM sono legati agli Arena, la cosca sopravvissuta da arresti e faide a colpi di bazooka. A Verona i clan sono riusciti ad acquisire aziende con minacce e contanti, beni per 15 milioni di euro sequestrati e a stringere rapporti indebiti, secondo i PM, con i dirigenti della municipalizzata dei rifiuti. Dovrebbe allarmare e interessare soprattutto quella che viene chiamata la società civile, perché è un campanello di particolare pericolosità, perché significa che vi è la possibilità di un contatto tra la struttura amministrativa, la struttura politico-amministrativa e la criminalità organizzata. Turismo e